L'appuntamento con la Magna Longa del comune di Settefrati è giunto alla sua 19ª edizione. Si è svolto sabato 24 agosto il viaggio nella tradizione ciociara, con usi e costumi di una terra che cambia ma rispetta ed esalta il passato culinario, musicale e sociale di un territorio ricco e unico nel suo genere. Ad inaugurare i festeggiamenti il consueto taglio dello sfilatino ad opera del primo cittadino Riccardo Frattaroli e del presidente del Consiglio provinciale Luigi Vacana. La 19ª Magnalonga per noi è importante perché indica lo stare insieme, il far conoscere le nostre tradizioni, i nostri piatti tipici locali, far conoscere il nostro borgo, far conoscere, perché no, la nostra gente. C'è gente che viene da ogni parte del Lazio, da ogni parte d'Italia, anche perché abbiamo gente che viene quasi apposta per la Magnalonga, approfittando anche della Madonna di Canneto, per stare con noi, per godere l'ambiente di questo nostro territorio, di questo nostro come dire, area salubre. Oggi è difficile trovare un ambiente salubre come questa di Settefrati. La Magnalonga è un qualcosa, fra l'altro, che è alla prova della collaborazione della comunità. Basti pensare che è una comunità, questa, di circa 800 persone e per organizzare la Magnalonga e quindi per gestirla ci vogliono non meno di 100 persone. Quindi è tutto dire e è una sfida un po' come con noi stessi. Per questo devo ringraziare la mia amministrazione che fortemente si impegna in prima persona a volerlo. Ringrazio per questo l'assessore alla sicurezza. Oggi è fondamentale e importante avere la sicurezza in un contesto come questo, in una manifestazione così imponente. Quindi il vice sindaco che si affianca a me per quanto riguarda anche tutta la parte relativa alla viabilità e sempre alla sicurezza. La nostra gente fra l'altro è orgogliosissima nel vedere tantissima gente. Qui superiamo le 3.000 persone. Il nostro territorio, detto da chi viene da fuori, è un ambiente che trovano veramente accogliente, un ambiente quasi immaginario, un ambiente dove il borgo stesso racconta da solo e il test migliore è la risposta della gente quando non solo durante e dopo fa i complimenti al sindaco e all'amministrazione, ma anche su Facebook o sul netto, addirittura sui giornali e quant'altro. Quindi quale miglior soddisfazione per un sindaco dopo fatiche, perché per preparare questa è una settimana di immane fatica e quindi notte e giorni per poter preparare tutto ciò che poi vedrete. Grazie, vi aspetto sempre, soprattutto alla prossima quest'altro anno, che è la 20ª, dove sarà una grandissima festa proprio per il 20° anno. Un'occasione insostituibile per la promozione del nostro territorio, per la promozione delle eccellenze della Val di Comino e non solo. Turismo è anche questo. Turismo è promuovere quello che un territorio offre. Diciamo sempre la Ciociaria terra di saperi, terra di suoni, ma anche terra di sapori. La Magnalonga ne è una eccellente testimonianza di quanto questo territorio sia vocato al turismo e agli enti pubblici davvero l'obbligo di sostenere e sostenere concretamente queste iniziative. Un percorso di circa 2 chilometri per riassaporare bevande e piatti tipici della tradizione in un borgo che si annovera ormai da anni fra i più caratteristici della Ciociaria e che richiama sempre un gran numero di visitatori.